Bene, buonasera a tutti, benvenuti alla prima proiezione di Un Padre ai Viaggi. Come sapete, chi non lo sa, ci sono una sessione, chiamiamolo così, di 4 proiezioni che ci porteranno fino a primavera inoltrata. Dopodiché faremo una pausa estiva, che in realtà pausa non è, perché a luglio avremo 3 serate di multivisione. E poi si ripartirà in autunno con altre 4 proiezioni, se tutto va bene, Covid permettendo, eccetera, eccetera. Basta, esatto, abbiamo già dato, per arrivare fino a fine anno. Quindi sono 4 adesso e 4 più tardi. Ricordo subito, ancora prima di cominciare, che se qualcuno vuole essere avvisato può lasciare il suo indirizzo mail fuori sul tavolo, cioè può scrivere e verrà avvisato di quando, circa una settimana prima, di quando ci sono le proiezioni. Bene, giusto per cominciare, come buon augurio per il 2023, abbiamo qui anche un rappresentante del comune di Conegliano che dà il patrocinio, anzi abbiamo qui il rappresentante, perché essendo assessore alla cultura, meglio di così non potevamo sperare. E quindi vorrei chiamare qui per un piccolo salutino l'assessore Sardi e per cominciare questa serata e questa nuova rassegna di Un Padre ai Viaggi. Prego. Bene, sono contentissima di inaugurare questa nuova serie di foto di viaggi. Vedo che c'è il Tagikistan e devo dire che sono molto invidiosa di queste persone che possono fare questi viaggi e che hanno anche la forza di farli, perché ci vuole veramente tanta testa e anche un po' di forza, ma forse più testa che forza. E vedo che c'è un bel interesse su queste esperienze, che sono esperienze anche di vita fondamentalmente. E spero che quando finirà il mio impegno potrò fare anch'io qualcosa di questo genere, perché nella mia vita passata, diciamo, c'erano anche queste cose, non a piedi perché richiedeva troppo tempo, ma con la bici ho fatto parecchi viaggi e quindi mi emoziona sempre vedere queste cose. Vi auguro una buona visione e speriamo che sia una bella annata, ma sono sicura di sì. Grazie, quindi io cedo subito la parola a Santina, solo 2 parole. Lei è un'appassionata di montagna, fa parte del CAI, molti di voi qui la conoscono, e quindi ci farà vedere un bel viaggio in montagna e anche una montagna un po' particolare. La parola a Santina. Allora, buonasera a tutti, sono felice di vedervi così numerosi. Questa sera vi porto in Tagikistan. Ho fatto un viaggio in Tagikistan, appunto prima del Covid, e è stato un viaggio bellissimo, non è proprio un modo di dire, dal punto di vista umano veramente mi ha toccato profondamente. Allora, ho fatto un viaggio con Avventure nel Mondo, è stata una cosa abbastanza importante anche per Avventure, perché erano partiti prima di noi, gli anni precedenti, altri due viaggi che non sono riusciti a fare completamente il giro per diversi motivi. A metà giro tutti sono dovuti ritornare indietro, o perché non avevano più da mangiare o perché stavano male, eccetera. Invece noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a fare tutto il giro. Allora, questa valle, siamo andati appunto in Tagikistan, adesso poi vedremo dove, a conoscere questo popolo, il popolo degli Ainubiti. È un popolo che è stato, diciamo, scoperto nel XIX secolo, prima non si sapeva dell'esistenza. È un popolo appunto che ha sempre vissuto in queste montagne molto molto selvagge, è molto difficile arrivarci, non ci sono strade che portano verso questi villaggi, ma solamente mulattiere e sentieri anche molto molto ripidi. E questo popolo è stato studiato anche dall'Università di Boston nel 1992, appunto per il grande isolamento che questa popolazione ha avuto. E hanno studiato appunto per tantissimi anni e purtroppo questo popolo però ha anche tanti bambini che non sono, diciamo, normali, perché naturalmente si sposavano tra di loro e quindi sono stati abbastanza studiati. Una cosa importante è che questo popolo è l'unico ancora che parla, la prima lingua, parla il sogdiano. Pensate, è una lingua che risalente ancora dall'epoca di Alessandro Magno,
e è l'unico popolo che ancora riesce a parlare questa lingua. Ormai sono rimasti in pochi e si spera appunto che non scendano tutti a valle, perché ultimamente negli ultimi anni la tendenza è appunto di scendere a valle perché la vita veramente è molto molto viva. Comunque adesso partiamo, strada facendo vi racconterò di questo popolo. Allora, qui vediamo la cartina appunto del Tagikistan. Allora, noi siamo stati sopra Dushanbe, che è la capitale, 120 km a nord di Dushanbe, che è la capitale, come dicevo prima, e Dushanbe vuol dire lunedì, perché da secoli ogni lunedì si tiene un grandissimo mercato. Allora, siamo arrivati non a Dushanbe, poi vedremo, e da lì appunto c'è questa valle che sale e dove appunto poi faremo il trekking. Però noi l'abbiamo fatto in 2 valli, 12 giorni nella valle dello Yanyov e poi 5-6 giorni nella valle del gruppo del Fan, ma vedremo dopo. Allora, intanto una cosa, il Tagikistan, allora si può dire metà dell'Italia come grandezza, ha 9 milioni di abitanti e il 90% del territorio è montuoso, per cui pensate voi, c'è veramente poca pianura. Però in questa pianura coltivano tantissimo, addirittura coltivano anche il cotone. Vediamo un'altra mappa e poi vediamo la mappa. Allora, quello segnato in rosso praticamente è quasi il nostro giro, i primi nostri 12 giorni nella valle dello Yanyov. E invece quello giallo, questo qui più a destra, è l'altra valle del gruppo del Fan, montagne completamente diverse, molto molto particolari. Allora, il nostro viaggio è durato 18 giorni in tenda e accompagnati appunto da guide, non si può andare da soli, bisogna avere la guida e anche, adesso vedremo, il bagaglio, il grosso dei bagagli, le tende, i materassini, i saccoalperi eccetera, e il cibo, ce lo portavano gli asini. Noi abbiamo volato per Tashkent, che non è in Tagikistan ma è in Uzbekistan. La nostra capogruppo ha voluto così e poi con un pulmino abbiamo attraversato il confine con un po' di problemi perché non era facile passare. Ci abbiamo messo 2 ore e mezza di caste, di scartoffie e siamo riusciti a passare e il pulmino che ci aspettava, perché qua era tutto organizzato, abbiamo iniziato il nostro viaggio. Allora, prima e unica cittadina che troviamo è Khojan, una bella cittadina alla base di queste alte montagne. Avevamo pochissimo tempo, però un giro al mercato l'abbiamo fatto. Come sempre in queste grandi belle città i mercati sono molto molto belli, ecco, questo è l'esterno. Ecco qua all'interno, una cosa subito, il pane fresco è buonissimo, oltre che essere bello da vedersi, è veramente molto molto buono. E noi per tanti giorni abbiamo mangiato pane e chi poteva formaggio o qualcos'altro, perché di cibo c'era veramente poco. Come tutti i mercati sono pieni di cose da mangiare, qui aveva le noci, aveva tantissime frutta secca, c'era di fagioli, c'era di tutto. Molto colorati come sempre, molte spezie e tutti sempre sorridenti. Tantissima frutta, perché nelle parti basse appunto della città si coltiva bene. Allora il Tagikistan è un paese con clima che d'estate fa molto caldo, caldissimo, e d'inverno fa molto freddo, è un clima continentale. Qui si vende proprio di tutto, dalla carne ai sapori naturali fatti con la cera d'api e il pane buonissimo, che loro poi sopra lo fanno diventare lucido perché lo spalmano con un pennello con acqua e l'albume d'uovo. Ecco, questo è il piatto caratteristico, si chiama Mapur, è riso saltato con l'interiore di agnello. Noi non abbiamo avuto il coraggio di mangiare l'interiore, però il riso l'abbiamo assaggiato e era veramente buonissimo. È il loro piatto, diciamo, nazionale. E una vista dall'alto del grande mercato, il nostro pensiero era già che dovevamo partire, per cui
le ultime foto e partiamo. Adesso queste foto le ho fatte con il pulmino, tra l'altro il nostro autista non si fermava mai, per cui le foto non saranno un granché, perché non potevamo fotografare, lui aveva fretta, si doveva portare alla base, per cui accontentatevi di così, e l'ho fatta perché per vedere la città, che è sulla destra, adesso ormai siamo già un po' fuori, le grandi montagne, tutte molto brulle, e le pianure sotto, perché poi saranno importanti appunto queste pianure di verdure e di cotone. Vi spiegherò poi il perché. Allora, abbiamo fatto tantissimi chilometri, una sessantina di chilometri su montagne molto particolari, dal punto di vista zoologico molto differenti, paesaggi veramente molto particolari, e sempre dal finestrino, perché non si fermava mai questo autista, non voleva ascoltarci. Allora abbiamo dovuto appunto fotografare così. Siamo già in alto, anche questa foto vedete, e qui abbiamo le montagne che sono piene, montagne che sono proprio quei colori bellissimi, che sono piene di minerali. Queste montagne erano ricche di ferro, di zinco e di piombo. Infatti le costruzioni che vediamo sotto non sono altro che miniere. E di chi sono queste miniere? Dei cinesi. I cinesi le hanno comprate tutte, quindi di Tagico non c'è più niente, sono tutte miniere dei cinesi. E infatti dove c'erano le strade più belle, con l'asfalto messe bene, vuol dire che c'era la miniera vicino e appunto che era dei cinesi. Appena superato il posto della miniera, dopo 20 km la strada ritornava orribile, piena di buche, sterrata, eccetera. Comunque hanno comprato tutte le miniere di questa zona. Comunque erano impressionanti queste montagne con tutti questi colori. Noi per arrivare alla nostra partenza facciamo una strada molto pericolosa, qui non si vede, poi saliremo, la strada in mezzo a queste montagne salirà, molto molto ripida, col torrente, il fiume di Agnoco sulla nostra destra, molto ripido, senza parapetti, senza niente. Per fortuna gli autisti erano bravi e comunque abbiamo rischiato più qui che in tutto il viaggio. Per fortuna qui abbiamo fatto qualche sosta perché bisognava anche mangiare qualcosa, ma veramente avevano molta fretta. Ecco qua, arriviamo a Margit. Qui la strada finisce, la strada sterrata è una strada che ci abbiamo messo ore a percorrerla, finisce e siamo arrivati nel paese più grosso, dove c'è la popolazione, il numero più alto di popolazione appunto degli Agnotti. Allora, questo popolo appunto è stato scoperto si può dire, nessuno sapeva l'esistenza del XIX secolo. Loro hanno sempre abitato qui da tantissimi secoli, però nessuno sapeva l'esistenza perché non c'erano strade, c'erano solo mulattiere che portavano qua su. E in origine erano circa 6.000 persone, per cui abbastanza poche anche allora. Cosa è successo? Vi devo raccontare un po' la storia. Sapete che fino al 91 tutta l'Asia centrale faceva parte della grande Unione Sovietica. Cosa è successo? Che verso gli anni 70 la Russia ha deciso che tutti gli abitanti di queste zone dovevano scendere a lavorare la terra sotto in pianura, lavorare nei campi di cotone, dove c'era la coltivazione di peperoncino, eccetera. Naturalmente chi si ribellava veniva ucciso e ci sono stati veramente tantissimi eccidi di cui nessuno sapeva l'esistenza. Attualmente ci sono rimaste 500 persone che vivono su queste montagne, di cui 120 solamente qui a Margit, per cui veramente pochissima gente, pochissime persone, e sono le uniche che parlano ancora come prima lingua il sogdiano, la lingua ancora di Alessandro Magno e che veniva usata dai mercanti per la via della seta. E infatti stanno cercando di mantenere questa lingua, però sarà molto molto difficile perché i giovani vogliono scendere, vogliono andare nella capitale, non vogliono più abitare in queste zone così dure da vivere. E per cui sono rimaste circa 500 persone. Il pulmino ci ha lasciato, adesso dormiremo una notte qui e poi partiremo per i nostri trekking con le tende e i nostri asinelli. Questa è la casa che ci ospita l'unica sera che abbiamo passato qui, la padrona di casa, le sue figlie e le case, pochissime case, sono villaggi
Qui ancora c'era, come ripeto, sono 120 persone, i villaggi che troveremo dopo c'erano 5, 6, 7 case, io non so come farlo a vivere lì, ci volevano ore tra un villaggio e l'altro. Comunque qui guardate dove vivono, queste case ancora di sassi, con queste montagne altissime dietro, veramente una zona abbastanza impervia, ecco. Non ho detto prima, ci sono solo bambini, anziani, donne e ragazzini piccoli, insomma, non ci sono adulti perché sono tutti sulle montagne con gli animali, soprattutto capre e pecore, anche mucche, ma soprattutto capre e pecore. Li abbiamo visti in pendii ripidissimi che pensavamo fosse impossibile camminare, eppure c'erano i pastori con le pecore anche lassù. Le donne qui fanno tutti i lavori perché gli uomini non ci sono e tocca a loro farli, insomma. L'acqua, nelle case non c'è l'acqua, noi siamo abituati, abbiamo il rubinetto, abbiamo tutto, qui l'acqua non c'è, devono andare nel torrente che è appena sotto il paese a prendere l'acqua. Naturalmente lo fanno le donne anche quando poi gli uomini ritornano, perché sono lavori femminili. Anche se le donne qui sono trattate bene, vivono bene. Non ho detto che sono musulmani sunniti, ma non esistono moschei, abbiamo visto non hanno moschei, non hanno il tempo di pregare. Le donne in estate, per tantissimi mesi, finché non arriva la neve, cucinano all'aperto. Hanno una piccola cucina rustica anche dentro nelle case di pietra, però se possono appunto cucinano all'aperto. E questa signora stava cucinando gli spaghetti. Quelle palline bianche che vedete è il formaggio, che poi vedremo come lo fanno. Loro non cucinano gli spaghetti come noi che li bolliamo con l'acqua, aggiungono un pochino di acqua alla volta, le fanno tipo saltati sia il riso che la pasta. E vi assicuro che non viene male, girano continuamente la pasta aggiungendo sempre l'acqua finché cuoce, comunque non era male. Ripeto, cucinano sempre all'aperto. Naturalmente tanti bambini appena ci hanno visto, ci hanno assalito, tutti felici, tutti contenti. Noi abbiamo portato caramelle, quaderni, matite, colori, perché sapevamo che avevano bisogno di questo. Ho messo questa foto non perché ci sono io, per far vedere tutto il gruppo. Allora, questo ragazzo con gli occhiali scuri è Said, la nostra guida, l'unico che parla un po' l'inglese, l'ha studiato a Dushanbe, l'unico che parlava un po' inglese, bravissimo, sapeva benissimo il percorso, non ci ha lasciato a metà percorso come gli altri, molto bravo. Quel signore, qui dietro sono quelli che portavano gli asini, anche loro molto bravi, simpaticissimi. Quel signore, quello un po' più quello con la camicia a quadri in primo piano, veniva chiamato il boss. Lui è quello, l'ho fotografato per quello, è l'unico un po' in carne, vedete, anche quello di sinistra, però lui è quello più robusto, è quello che tiene i contatti con avventure, praticamente è quello che ci guadagna più di tutti. Infatti aveva una macchina abbastanza grande, nonostante le strade fossero messe male, lui aveva questa macchina discreta per essere in Tagikistan, per essere in questo posto. È venuto a trovarci, a salutarci, e la signora bionda, alla mia destra, è la capogruppo, una donna bravissima, che ha fatto un viaggio veramente molto molto decisa, ha voluto tante cose, e è riuscita a fare un viaggio veramente bello. E per cui lui è venuto a salutarci e noi partiamo. Anzi, prima il tramonto, la sera abbiamo visto un bellissimo tramonto su queste montagne. Quando c'erano i russi, all'epoca quando i russi appunto c'erano l'Unione Sovietica, i grandi alpinisti russi venivano qui a allenarsi su queste pareti. Sono pareti alte più di 1000 metri, assomigliavano alle nostre Dolomiti, però questa è roccia metamorfica, non è roccia sedimentaria, nonostante sia abbastanza chiara. Al mattino ci alziamo all'alba, si caricano gli asini. Vedete, gli uomini che ci portano gli asini non sono giovani, perché i giovani, ripeto, sono tutti su in montagna, potrebbero essere in pensione, invece hanno fatto tutta la strada che
che abbiamo fatto noi, anche se loro a volte facevano i giri molto più larghi per non fare i pendii troppo ripidi, avevano diversi percorsi, evitavano i pendii troppo ripidi e facevano i giri più lunghi per poterci portare appunto il cibo, le tende. Si parte ancora buio, solamente in cima c'era la luce. Anche a 3000 metri campi di orzo, di grano, di segale, perché coltivano dove possono, coltivano. Pensate che qui per 6 mesi l'anno hanno la neve, c'è la neve, per cui devono veramente coltivare tantissimo cibo, anche se poi il riso, ad esempio il riso, vanno giù con gli asini nella città più vicina, fanno anche 2 giorni di viaggio per portare su magari 2-3 sacchi di riso. Allora, noi stiamo andando verso il primo villaggio, Pescan, a 2360 metri, è un villaggio tristemente famoso perché c'è stato uno dei più grandi eccidi. Come dicevo, negli anni 70 i russi sono arrivati qui con gli elicotteri, che potevano salire i muri loro, eccetera, con gli asini, eccetera, con gli elicotteri per portare via tutte le persone. E tantissimi sono ribellati, e 15 capi famiglia che sono stati massacrati. Proprio i villaggi sono molto piccoli, per cui avevano ucciso praticamente i capofamiglia di tutti i villaggi, di tutto il villaggio. E per cui per loro questo è rimasto un posto veramente da ricordare, ecco. E ci avviciniamo al primo villaggio. Le loro case, hanno tutte le case appunto fatte di pietra, e quello che vedete è lo sterco che loro usano per scaldarsi 6 mesi l'anno. Notate bene che non c'è vegetazione sulle montagne, solamente pochi alberi piantati vicino alle case, che hanno piantati loro. Le montagne sono tutte brulle. Come dicevo, c'era un caldo pazzesco, un sole micidiale veramente caldissimo. Cominciamo a vedere gli abitanti, vedete, loro hanno piantato delle betulle vicino alle case, le uniche piante che si trovano in zona, insomma, ecco, le montagne sono veramente brulle. Le prime ragazze, questa ragazza all'inizio era timida, non voleva farsi fotografare, io non ho insistito. Dopo mi sono messa a parlare con le altre a gesti, perché le lingue sono molto diverse, l'italiano e il sordiano, però dopo un po', eccola qui anche lei felice che ride insieme a noi. Loro ridevano, guardate come sono vestite, non ci aspettavano, non sapevano che noi arrivavamo. Guardate come sono vestite, l'eleganza di queste ragazze in questi posti, ripeto, ormai sulle montagne, perché abbiamo lasciato il piccolo paese di prima. Guardate la collana di questa ragazza. Ecco, è un popolo che mi ha colpito veramente, di un'ospitalità inimmaginabile. Non facevamo tempo ad arrivare e già subito correvano a prepararsi la tovaglia al centro per terra. Loro non hanno sedie, non hanno tavoli per terra, e ci portavano tutto quello che avevano. Prima di tutto il tè normale o il tè verde, il pane buonissimo, e poi ci portavano, avevano il pane fritto e il formaggio, un unico tipo di formaggio che fanno loro, e poco altro, non avevano altro da darci, lo yogurt, per tutte queste cose, però erano velocissimi, e guai a tirar fuori i soldi, a fargli vedere che volevamo pagarli, si arrabbiavano, veramente diventavano seri, per cui abbiamo evitato, dopo le prime volte che si capiva che si arrabbiavano, si offendevano, abbiamo evitato, eravamo sempre ospitati, era bellissimo. E volevo farvi notare la camicia del mio amico lì, che è lavati, proprio tutto bagnato, e c'era un caldo pazzesco. Sarà stato veramente 35, anche di più gradi, e camminare non era facile, infatti dovevamo bere molto. La nostra padrona di casa, quella che ci ha ospitato, ripeto, solo donne, anziani, bambini, poi tanti guadi, e ho messo questa che si vede, qui siamo in agosto, quello che rimane di una valanga. Qui le montagne sono ripidissime, e ripeto, per 6 mesi l'anno hanno la neve, mai tantissima, non metri, mai tantissima neve, però sempre neve,
e ci sono tantissime valanghe, perché le montagne sono molto ripide, i canaloni sono molto ripidi, e poi li vedremo. Infatti loro non si muovono da casa, per 5-6 mesi l'anno rimangono lì. Strada facendo troviamo tanti pastori. Questo aveva un bellissimo coltello, e qui abbiamo assistito a una scena che questo signore con la maglia rosa era venuto su a piedi col suo asino a comprare delle pecore, e il pastore, appunto, vedete, stanno prendendo, e ci ha spiegato che comprava le pecore per poi macellarle nell'altro villaggio. Questo pastore è sceso da quelle montagne che vedete su, è sceso, sentivamo dei campanacci, non si capiva dove erano, abbiamo alzato gli occhi e si vedevano tutte queste capre che scendevano da questo pendio ripidissimo, ripeto, che sembrava quasi impossibile scendere da lì. E cominciamo con i campi, adesso non sto a leggerli, io ho messo i nomi perché mi piace ricordare ogni campo, però sempre sopra i 2000 metri, siamo 2642 metri, e questo quando si poteva si mangiava fuori, si cenava fuori, poi andavamo subito a letto perché di giorno caldissimo e la sera freddo, dovevamo col piumino, col sacquapelletino, come sempre l'escursione termica era molto molto forte. Abbiamo avuto sempre bel tempo tranne un pomeriggio, abbiamo avuto fortuna, ma qui è difficile che piova in agosto, è veramente una zona, il centro dell'Asia, una zona molto calda. Poi sono stata anche in Pamir e anche lì vi assicuro che fa caldissimo. Alla sera, l'unica foto che ho fatto, perché la sera eravamo sempre molto stanchi e quando andavamo in tenda era ora di dormire. Al mattino sopra di noi sempre montagne, sopra dai 3.500 ai 4.000 metri, siamo quasi noi a 3.000 metri, per cui... Ecco qui una foto che si vede l'inizio della valle dello Yagnoc, questo fiume che ha segnato prima il ghiacciaio e poi questo fiume che ha inciso questa valle, la valle appunto di questo popolo, che raccontano, si legge, e sono qui per sfuggire alle invasioni arabe del VII secolo. Sono venuti qua su appunto perché stavano arrivando gli arabi e per sfuggire a loro sono scappati sulle montagne e sono venuti su questa valle, la valle dello Yagnoc, che è appunto questo fiume, che poi scorre giù e si mette in un altro fiume, un fiume ancora più lungo. Questa valle, vedete, molto molto brulla, più si sale però più diventa sempre ripida, però diventa con le montagne più belle. Qui arriviamo a un altro villaggio, vedete qui tutti questi cumuli di fieno, perché per 6 mesi l'anno gli animali, ne hanno migliaia di animali, di capre, di pecore, rimangono dentro nelle stalle perché non possono uscire, c'è da bere, c'è pericolo di valanghe, e loro devono lavorare mesi, 2 o 3 mesi per raccogliere appunto il fieno. Uomini e animali, tanto lavoro, tanta fatica. Allora, io li trovo bellissimi, ma non solo dal punto di vista estetico, veramente sono un popolo che non faceva tempo ad arrivare. Questa ragazzina mi ha preso per mano, appena mi ha visto, mi ha preso per mano, e poi quando siamo partiti voleva accompagnarmi, aveva le ciabatte, gli ho detto ma stai qui, tu non puoi scendere per questo sentiero. Veramente sono un popolo eccezionale. Ripeto, le foto le dovevo farle in quel momento, anche magari in pieno sole, bisogna approfittare perché loro non stanno lì, ma poi questa ragazzina doveva andare nell'altro villaggio, poi è partita subito. E questa signora, appena siamo arrivati, ci ha ospitato anche lei, ci ha chiamato subito, e qui vediamo i suoi figli e le sue nipoti, perché a volte le mogli di questi pastori salgono per portare del cibo ai mariti, e allora le amiche o le parenti o le cugine tengono anche le loro figlie. È tutto un aiutarsi, è un modo di vivere veramente diverso, diciamo un po' dal nostro, ecco. Anche queste, guardate queste ragazze come sono vestite. Mi sembra incredibile perché veramente vivono in un ambiente severo, veramente molto molto duro. Questo è il figlio della signora che ci ospita. Questa è la nipote. La loro cucina. Bambino, quello con il vestito viola non era normale, aveva
c'era qualcosa che non andava, infatti non parlava. E poi ci aprono questa porta, sempre in ogni casa c'è la bandiera del Tagikistan, loro sono molto nazionalisti, case magari povere, poverissime, però la bandiera c'è sempre. Ha aperto la porta e ci ha preparato quello che avevano, il pane, lo yogurt, il formaggio, quello c'era. E poi noi appunto a questa signora le abbiamo chiesto, che era gentilissima, le abbiamo detto che brava, gentile, e lei ci ha risposto così. Adesso queste le loro tazze con le loro brocche, il pane bellissimo e buonissimo. E quando le abbiamo detto che lei era brava, che ci ospitava così, lei ha detto che sua mamma gli diceva sempre questa frase: tratta il tuo ospite come fosse tuo figlio e Dio ti premierà, naturalmente il loro Dio. E lei ha detto che sua mamma lo faceva lo stesso, ma non con la gente che come noi che passava, non i trekker, ma proprio magari i viandanti, le persone degli altri villaggi che passavano, se avevano bisogno di qualcosa, tutti devono aiutare tutti. E questa è stata veramente una bella cosa che poi noi forse qui abbiamo dimenticato, perché se passa uno straniero, difficile che noi lo prendiamo in casa, sono due mondi diversi. Al tramonto vediamo il campo, quando si poteva il campo lo facevamo giù, per cui su di giorno e giù, perché c'era l'acqua. Naturalmente non potevamo bere l'acqua del fiume, avevamo una pompa particolare con dei filtri e dovevamo filtrare l'acqua, perché era un gran lavoro anche alla sera filtrare l'acqua, perché ci volevano litri di acqua. O doveva essere bollita bene, infatti ci raccomandavamo sempre ai cuochi di bollire bene l'acqua per non star male, perché ripeto, il viaggio precedente erano stati tutti male e a metà percorso sono tornati indietro tutti. Noi siamo stati per fortuna bene. Molto spesso si attraversavano gli Agnob con questi ponti un po' così. Vedete la valle, dove è possibile il sentiero era un po' quasi una mezza mulattiera, da qui in poi diventava proprio sentieri molto molto ripidi. Montagne molto ripide, molto selvagge, vedete a destra. E qui ho messo questa per vedere proprio la differenza da dove è coltivato dall'uomo, da questo popolo, e le montagne quelle brulle. Proprio la differenza. Qui ad esempio avevano seminato appunto per l'erba, per gli animali, che poi avrebbero tagliato e messo a seccare per gli animali. È per quello che le capre sono tutte su, perché giù attorno ai villaggi l'erba serve per l'inverno. Ho fatto questa foto a queste pecore, c'erano più capre che pecore, per queste pecore perché? Perché vedete cosa hanno dietro, quella cosa un po' grossa? Quello non è altro che una riserva di grasso che loro sviluppano durante l'anno, in estate riescono a mangiare tanto e si forma questo grasso che servirà a loro nel lungo periodo invernale. Altro villaggio. Anche qui fieno, sterco ammassato per fare il fuoco. Ci raccontavano, cioè poi la guida ci traduceva, che loro in inverno alle 6 di sera sono tutti a letto, perché non si possono permettere di bruciare tutto il giorno, tutta la sera il combustibile, chiamiamolo così, che hanno, altrimenti non durerebbe. Allora cenano e poi vanno tutti a letto, per risparmiare appunto il combustibile, ecco. Però dicono che appunto la notte fa sempre molto freddo. Per fortuna hanno delle buone coperte, che le abbiamo viste, hanno delle tipo imbottite molto belle. Comunque è gente pulita e anche se devono lavare all'aperto nei piccoli torrenti che scendono dalla montagna, è gente pulitissima. Ecco, qui ad esempio questa signora, come altre che vedremo dopo, hanno i denti d'oro. E ci siamo chiesti come mai hanno i denti, abbiamo chiesto alla guida, come mai hanno i denti d'oro qua su, che qui non ci sono dentisti, non c'è niente, non hanno neanche medici. Perché queste donne erano quelle che erano scese negli anni 70, probabilmente erano molto più giovani, erano scese giù nella città e lì probabilmente c'erano i dentisti e appunto sono andati, perché i russi appunto facevano questi lavori, cioè aiutavano queste donne a sistemarsi anche i denti. Sapete che anche i russi hanno i denti d'oro. È un retaggio proprio di quello che è rimasto dell'Unione Sovietica.
ecco, loro appunto si ricordano che grazie a loro che hanno i tempi che tantissime donne appunto purtroppo non li avevano. E una cosa che non ho detto prima, non ci sono scuole, no, ci sono le scuole sono magari dentro nelle stanze di qualche famiglia e c'è un insegnante che sale ogni 10 giorni, che fa il giro dei villaggi, 1 o 2 insegnanti, per cui non vanno a scuola tutti i giorni, ma ogni tanto arriva questo maestro o maestra e gli fa appunto fa scuola ai bambini. Sua figlia. Poi ci ha fatto il pane e anche lei cucinava all'aperto, era un profumino delizioso, aveva fatto la capra con le cipolle, c'era la cipolla che soffriggeva e tutto all'aperto, tanto qui non piove quasi mai in estate. E eccolo qua il formaggio, tutte queste palline bianche non sono altro che il formaggio che loro appunto mettono in questi per essiccare, che poi diventa durissimo, è quasi immangiabile da duro che diventa, però così si mantiene prima di tutto e poi loro lo mettono dentro nel cibo, lo fanno cucinare e poi si scioglie. Non hanno i frigoriferi per cui rimane buono, non va male questo formaggio e soprattutto quando lo coprono così è perché magari per evitare che gli insetti appunto vadano a rovinarlo. È una delle fonti di cibo che hanno, una delle poche fonti di cibo che hanno. Infatti tantissimi bambini hanno problemi con la pelle o gli occhi rossi, noi abbiamo lasciato colliri, creme, non colliri medicinali, colliri banali, si possono lasciare medicine, non si sa come possono reagire con le medicine, poi i colliri, quelli magari per gli occhi secchi, per gli occhi arrossati, quelli li abbiamo lasciati tutti. E qui vediamo come fanno questo formaggio. Allora, prima viene appunto sbattuto e finché diventa, vedete la signora sulla ciotola ha una specie di come si può dire, di formaggio un po', potrebbe essere un po' una mozzarella, poi lei con le mani lo fa tipo delle palline e poi appunto metteranno ad asciugare per tantissimo tempo al sole. Eccola qua che sta mettendo le palline e per tanti giorni detto che fanno questo lavoro perché l'inverno, ripeto, è una delle poche fonti di cibo che hanno. Continuiamo il nostro giro, montagne infinite a non finire, valli incredibili. Non l'ho detto prima, Yanyog vuol dire valle di ghiaccio, perché appunto per 6 mesi l'anno hanno il ghiaccio e la neve. Ogni tanto anche noi facciamo degli spuntini, dalle montagne scendono appunto questi belli ruscelletti, era un peccato non poter bere quest'acqua, però non ci tiravamo, cioè si beveva quest'acqua, però prima filtrandola con questa macchina, come si può chiamare, questa pompa, non mi veniva. E anche quello, ripeto, è un lavoro. Di nuovo i ponticelli, vedete l'acqua è sempre torbida perché in alto ci sono tantissimi ghiacciai, di quel caldo che c'era si scioglieva il ghiaccio e dava questa colorazione al torrente, al fiume. Anche questo è un bellissimo campo, me lo ricordo molto bene, bellissima zona. E qui ho trovato questo fiore che ci ho messo tanto per capire, per trovare che fiore era. È un altro che è un Euphorbia palustris. L'Euphorbia è una famiglia comune, ce l'abbiamo anche noi, non proprio così, la famiglia c'è, abbiamo i prati pieni noi di Euphorbia, però questa è molto rara, rarissima, è la palustris. Per fortuna poi ho preso il libro e sono riuscita a riconoscerla. Vedete il fiume scorre tutta la valle, è proprio questa lunghissima valle che sale e poi arriverà un passo che faremo noi. La nostra guida è sempre davanti, molto molto brava, molto molto preparato. Incontri lungo vedete, quello è l'unico sentiero che porta ai villaggi, non c'è altro, sempre solamente percorso o a piedi o con gli asini. Abbiamo trovato questa signora che ha chiesto alla guida, ma cosa ci fanno questi signori qua? E lui ha risposto, sono venuti qui a conoscere voi. Era un po', come si può dire, un po' sbalordita così di vederci. Ripeto, non sono abituati a vedere, diciamo, occidentali, persone che non siano degli agnoti, insomma, non sono proprio abituati. E qui la zona era molto bella, sembrava quasi roccia dolomitica, ma non lo era, roccia metamorfica,
e fra un po' faremo un altro villaggio, veramente una zona con un bellissimo panorama. La montagna che è nascosta sotto quella nuvola è alta 4300 metri, però noi non riusciamo a vederla perché arriva il nuvolone in cima. E vediamo un altro, sempre questi asinelli stracarichi, e queste sono le loro case, vedete, molto povere, però dentro, nonostante tutto, sono pulite. E qui c'era questa famiglia di questo bambino qui in mezzo, al bambino che aveva qualche problema. Questi sono i figli della signora. Aveva un campo, bellissimo campo di patate. La valle che noi abbiamo percorso, vedete, quella che si vede, e poi si arriva appunto a questi villaggi con tutti coltivati a carote. Qui aveva le carote, poi aveva anche le verze. Fino a una certa quota riescono a coltivare, da una certa quota in su poi non si coltiva più niente. Anche qui tutti felici, abbiamo distribuito le caramelle, i colori, i quaderni, tutti entusiasti. Al capogruppo, anche lei era lì tutta contenta, proprio li vedevi gli occhi che sorridevano, e non gli abbiamo dato soldi, solamente cose banali per noi, che però per loro. Anche questa signora da giovane era stata portata giù nella piana. Il gruppo qui aveva figli e nipoti, come dicevo prima, tutte le donne di solito tengono anche le figlie di qualcun altro. La bambina in mezzo alla caramella in mano. Abbiamo trovato una casa che aveva una parabola, probabilmente stavano meglio, probabilmente, ma forse un figlio lavorava giù nella capitale, almeno secondo la guida era così, per cui era una casa che erano un po' più ricchi, ecco, diciamo così. Scendiamo, lui era sempre un su e giù per queste valli, o dal lato destro o dal lato sinistro orografico della valle, per cercare appunto i villaggi. Adesso abbiamo quasi finito una parte, ripeto, 12 giorni su e giù per queste montagne. Naturalmente non vi faccio vedere tutto perché ci volevano 3 giorni. E vediamo il passo Trionte, uno dei passi più alti che abbiamo fatto, e lasciamo, diciamo, la valle dello Jagnob per un po'. Scendiamo giù una valle con un altro fiume, una valle completamente diversa. Questo è un fiume non tanto importante perché poi finisce. E voglio dire che appunto era completamente diversa proprio come vegetazione, come tutto. Anche qui villaggi coltivati. Guardate in cima alle case che scorta di fieno che si sono fatti. Qui, il giorno dopo fu una giornata meravigliosa in questa valle, perché è una valle completamente diversa dallo Jagnob, è una valle molto più larga. È arrivato questo pastore che ha preso subito i cani, i cani pastori sono molto aggressivi in queste zone, giustamente ci sono i lupi qui, e per cui lui appena ci ha visto li ha subito presi e hanno iniziato ad abbaiare. E d'altra parte fanno il loro lavoro. Ripeto, molte sere di notte gli asini improvvisamente si mettevano a ragliare e uscivano subito gli uomini con delle pile per allontanare, e c'era sempre che vedevano degli occhi, qui dei lupi, e gli animali ci avvisavano subito quando appunto arrivavano i lupi. Vedete, la zona è completamente diversa, è fatto un passo e sembra un altro mondo. L'erba è molto più verde, e qui tanti animali, capre, pecore. Qui si vede il terreno, si vedrà meglio dopo. Qui siamo al passo, l'ultimo passo che facciamo. Arrivano gli asini, a volte appunto come dicevo prima gli asini dovevano fare un giro lunghissimo perché non potevano fare il nostro percorso, era troppo ripido, e per cui magari camminavano 3 ore in più per poter fare un passo meno impegnativo, e quando arrivavano era sempre una festa.
Ecco, qui si vede, noi stiamo scendendo e vediamo il terreno com'è pascolato, vedete, di secoli appunto che gli animali pascolano su questo terreno. Stiamo per arrivare giù. E con questa chiudo la parte appunto della valle dello Yaniob e ho messo questa per far appunto vedere quanto lavoro c'è da devono fare in questi villaggi. Per 2 mesi continuamente portare fieno, riempire i chielini di fieno e lasciarlo anche fuori proprio per far sopravvivere gli animali. Ripeto, per loro gli animali sono la vita. Allora lasciamo la valle dello Yaniob dopo 10-12 giorni e andiamo nei Monti Fan. Allora con le auto, poi noi da dove siamo arrivati con l'ultimo villaggio, con una lunga discesa arriveremo in un piccolissimo villaggio dove però arriva una strada sterrata e lì abbiamo trovato delle auto che ci sono venuti a prendere e iniziamo a fare questo trekking nei Monti Fan, praticamente 40-50 km a nord-est rispetto alla valle dello Yaniob, quello che abbiamo visto prima. La zona completamente diversa, le valli molto più ampie, laghi glaciali, però veramente un altro mondo. Qui siamo in un lago Alaoudin, bellissimo, quasi 2500 metri, arriviamo di sera, arriviamo con le auto qui di sera e finalmente un pasto decente. Dopo 12 giorni si mangiava veramente poco, qui abbiamo l'anguria, abbiamo il pane, abbiamo la zuppa al pomodoro, veramente ci hanno trattato bene. Però adesso avremo un'altra settimana di duro trekking. Allora, quello che vediamo dove c'è l'acqua, questa è la strada sterrata che ci porta all'inizio del nostro trekking. Ogni mezz'ora dovevamo fermare le macchine perché il motore si surriscaldava e dovevano buttare acqua continuamente, le macchine sono molto vecchie. Per cui qui era una delle tante fermate appunto per raffreddare un po' il motore. Poi io non ho potuto far foto perché non si fermavano, ma veramente la strada diventava molto pericolosa, molto ripida, col torrente sotto, però siamo arrivati. E da qui iniziamo a partire e prima di partire appunto aspettiamo che arrivino gli asini. Abbiamo cambiato gli asini, è un'altra valle e qui è una grande festa perché tra i portatori, quelli che ci hanno aiutato, quelli che portavano gli asini e appunto i nuovi arrivati ci conoscevano, c'è stata una grande felicità, tutti e due si abbracciavano e partiamo. E come dicevo, valli molto ampie, valli glaciali, valli appunto pieni di laghi glaciali. Qui siamo al lago Goudnay e 2568 metri. Sempre bellissimi tramonti, abbiamo avuto tanta fortuna con il tempo e al mattino si parte. Questa montagna mi sembra il Civetta, assomiglia tantissimo al nostro Civetta, alle nostre montagne. Ecco, si sale, noi faremo appunto 6 giorni in queste montagne, laghi bellissimi. Non l'ho detto prima, in 18 giorni di trekking abbiamo trovato 2 ragazzi cecoslovacchi, non abbiamo trovato nessun altro, nemmeno in questa zona. Ecco, la nostra tendina è oltre più giù in fondo, quindi stiamo salendo. Qui diventa appunto abbastanza impegnativo poi camminare, un po' più difficile, però con calma ci avviciniamo ai ghiacciai. Allora, queste montagne sono alte 5.000, non arrivano a 6.000 metri. Questa montagna, quella più alta che vediamo con la neve, è 5.860 metri. E non c'è nessuno che ci va su queste montagne, però appunto quando c'era l'ex Unione Sovietica, come dicevo prima, anche qui alcuni alpinisti venivano qui per allenarsi, per poi magari andare in altre spedizioni. Adesso invece da tantissimi anni nessuno più viene qui, e forse è meglio così perché rimane il fascino di un posto appunto ancora selvaggio. Appena arrivati in questo punto dove metteremo il campo, subito tirano fuori la bandiera perché è il punto più alto che raggiungeremo e per loro qui è un successo arrivare qui. E qui appunto mettiamo il campo,
mettiamo il campo a 3520 metri, Ciucurata si chiama, e per il nome della montagna, quella con la neve in alto. Fatto il campo, poi facciamo un passo e scendiamo dall'altra parte, poi risaliremo quel passo che vediamo dritto, quello più ampio, saliremo lassù, per cui salite anche abbastanza difficili. Però prima scendiamo giù a questi laghi, vedete una zona molto molto bella, e qui mettiamo il campo. Arrivano gli asini, è sempre una grande festa, poverini pieni, sempre molto carichi, stracarichi di tutto. Era una grande festa perché quando arrivavano gli asini voleva dire che arrivavano le tende, arrivavano i sacchi a pelo, il materassino e arrivava soprattutto il cibo. Eccolo qua il campo. E qui abbiamo trovato una zona bellissima, tantissimi alberi di ginepri secolari veramente molto belli. Guardate com'è contorto questo ginepro. E poi da niente sbuca questa famiglia che aveva una tenda dall'altra parte, ci hanno sentito e sono venuti a trovarci. Come vedete qui l'etnia, cioè la fisionomia è cambiata, non siamo più nella valle dello Iagnoco, qui sembrano proprio più tagiki, proprio completamente i visi diversi. Passiamo, continuiamo il nostro trekking e passiamo vicino appunto a una zona dove ci sono i pastori che vengono in estate a portare gli animali, che poi sarebbero scesi pochi giorni dopo perché ormai l'erba non ce n'era quasi più, ci raccontavano, perché appunto qui il sole picchiava e per cui un po' alla volta scendevano e passano qui 3-4 mesi l'anno, arrivano su abbastanza presto, arrivano a metà maggio qua su e rimangono fino a metà agosto. Come ho detto prima, qui eravamo in agosto. Le loro tende dove passano appunto 3 mesi qui. Sto finendo, Scendiamo, sempre con montagne molto molto alte, per poi risalire all'ultimo campo. Vi faremo l'ultimo campo. Eccolo qua, il campo Munau, che prende il nome da quella montagna laggiù, 3100 metri. E qui abbiamo passato appunto l'ultima notte perché poi faremo la discesa e in una giornata scenderemo dall'altra parte, non si vede da qui, faremo un piccolo passo, scendiamo giù e poi troveremo i mezzi che ci verranno appunto a recuperare per portarci di nuovo per poter poi andare all'aeroporto. Dopo 2 giorni arriveremo all'aeroporto di nuovo. Allora, qui è stata l'ultima sera, è una sera bellissima perché hanno acceso il fuoco, l'unica sera hanno acceso il fuoco e loro hanno cantato i loro inni nazionali, loro sono molto, come dicevo, ci tengono tantissimo, cantavano i loro inni e hanno voluto farci cantare e noi abbiamo cantato Bella Ciao, non sapevamo cosa cantare e per cui è stata una bellissima serata. Adesso se avete ancora pazienza esco, se riesco, vedete non riesco, non mi ricordo più come si fa perché non è il mio computer, adesso mi dai una mano, gentile. Non mi ricordo più. Ah sì, sta qua. Ah, aspetta, faccio con questo. Un attimo solo. Ecco, 2 minuti.
ringrazio volevo solo dire, non so se sono riuscita a trasmettervi quello che ho trovato in questo viaggio, però veramente avete visto che bellissima popolazione e speriamo che rimangano lassù anche se la vita è molto dura, perché per noi sarebbe bello saperli ancora lassù. Grazie. Qualcuno ha qualche domanda? Beh, abbiamo visto delle montagne che non capita molto spesso di vedere, perché i Dolomiti siamo abituati, no? Queste effettivamente molto belle, molto distanti. Sì, le montagne sì, però la popolazione. E la popolazione, anche questo non capita spesso di vedere, decisamente. Bene, allora, sì, c'è una domanda, bene, arrivo. Hanno la corrente elettrica. Hanno la corrente elettrica che sono una parola. Arrivo? Vai? No, funziona. Allora, nelle parti basse riescono sopra Margì, perché è il paese quello più grosso dove ho dormito una notte, riescono ad avere fino a come si può dire, il primo giorno. Fino al primo giorno abbiamo trovato che riuscivano ad avere della corrente e poi no, gli ultimi 9 giorni proprio su quelli più in alto assolutamente no. Hanno l'acqua all'aperto, proprio niente, non hanno. E ripeto, sì, vivono proprio così. È stato strano trovare quella parabola, ma probabilmente, come ci diceva Said, che era la guida, uno dei figli lavorava giù a Dushanbe, che è la capitale, e probabilmente avevano un po' più di disponibilità e si erano messi questa parabola. Probabilmente avevano un generatore, ma... Sì, probabilmente sì. No, comunque appunto la luce assolutamente no, proprio. E avete visto che cosa si scaldano, perché appunto non esistono alberi, non riescono a vivere gli alberi, ecco. Santina, Sì. i bambini a scuola? No, come dicevo prima, non è che scendono e vanno a scuola da qualche parte, ma sale il maestro, poi diceva che c'era anche una maestra stranamente che saliva una volta ogni settimana, ogni 10 giorni, dipendeva che posizione erano i villaggi, ecco. Ad esempio in inverno nessuno va su, per cui per 6 mesi l'anno non studiano, altrimenti appunto studiano e loro studiano ancora il saudiano. Allora c'è l'UNESCO che sta facendo una campagna, diciamo così, per poter proteggere, perché sono 500 persone, una lingua, la lingua minoritaria più piccola del mondo. Questa lingua saudiana, sono solo 500 persone che la parlano. Stanno cercando di non farla scomparire, però non è facile. E appunto ci sono questi maestri che salgono così in questi villaggi, ecco. Però i bambini sapevano tutti leggere e scrivere, infatti quando appena gli davamo le penne e i quaderni si facevano vedere che scrivevano, era bellissimo, da quel punto di vista proprio bello. Cosa scrivono in cirilliche caratteri? Allora, la loro prima lingua adesso è il sogdiano. Tra di loro in casa parlano come noi parliamo il dialetto, loro parlano il sogdiano, però loro studiano il tagiko e studiano anche il russo, studiano ancora il russo. Beh, gli anziani, le donne, tutti sanno il russo, è stato il dominio russo dal 21 al 70, per cui dal 1921 al 1970 c'era la dominazione russa. Però lo studiano tuttora, per cui 3 lingue, sogdiano prima di tutto, e poi appunto il tagiko e dopo il russo. Ma che radice ha questo? Allora, sogdiano è una radice persiana, dall'origine persiana, solo che è stata parlata fino al VII secolo, fin dopo sono arrivati, c'è stata l'invasione araba e hanno proibito di parlarlo, però appunto deriva dal persiano, è una derivazione dal persiano, comunque deriva dal persiano. Ma i caratteri sono? È sempre un po' assomiglia un po' al tagiko, però abbiamo visto, non abbiamo avuto tante occasioni di vederlo, però qualcosa assomiglia, però è anche diverso. Ripeto, comunque è una lingua che è partita dal persiano, una derivazione del persiano, la lingua persiana. E speriamo che riescano a mantenerla come noi il dialetto, chissà se fra 50 anni parleremo un po' del dialetto, se i vostri nipoti, i vostri figli lo sanno. È lo stesso, però ripeto, c'è questo progetto dell'UNESCO che cercherà appunto di mantenere questa lingua di questa minoranza etnica.
Vi ho risparmiato le cene che facevamo nella tenda e far vedere, perché erano cose, il viaggio è stato molto lungo. Spero di non avervi stancato. Bravissimo. Quindi siamo Santina, vi ricordo il prossimo appuntamento è con Ruggero e Paola che ci porteranno in un posto molto ben conosciuto, molto più conosciuto ma sempre affascinante, che è il sud-ovest degli Stati Uniti, e dopodiché andremo in Madagascar e in Etiopia nelle serate seguenti. Io vi ringrazio, vi ricordo ancora che potete lasciare il vostro indirizzo mail se volete se volete essere avvisati per le prossime serate. C'è anche la scatolina se volete lasciare l'obodo, noi reinvestiamo tutto quello che ci lasciate nelle nostre iniziative e ci vediamo a marzo. Buona serata.